Ben agattauso in cui stati una puntata speciale dedicata a tutta questa festa che sono stati organizzata a intro de Sant'Efisi de Occanno. In satira puntata che si usa mostrato, uso poi dao de questa gara a chitarra e dessa cantata dessa femmina con questa chitarra per schittotto, ma non solo. In questa puntata invece si allegava si usa mostrare questa immagine, questa registrazione questo attuvio metabello che è stato fatto su canto a battere boches, su canto a concordo, a contratto che si fa a tenore che si fa in Sardegna. Una serata meta importante che questa che è andata da Vanne Su da Vanne Basso fu presente su coro de Agius ammentando che Marco Luzzu che ho canno da Rezzio su da Sondoro este proprio de Agius come Sant'Anao teneu sul Vince sul cittadino illustre. È vero, e dunque Marco Luzzu ha donato tutte queste informazioni dei professori che è stesso di etnomusicologia dell'Università di Castello, ad accompagnato gente che ci viene in Castello in Zagorti su Palazzo Baccaredda e ad accompagnato a comprendere meglio su tutto questo mondo su canto a 4 su canto a 4 d'importo questa fonti voci si usa del tenore che ho cominciato proprio con su tenore che hanno fonti voci normali ci usa del su poeta del saoghe dei improvvisatori dei pesatori che cantano, ma sa armonia che accompagna da proprio questo canto è fatta dalle voci su basso, sa contra, sa mesuvoche che fanno questo suono su chi servono culturali e non è che cantano con su cantanti su fanti non su su fonemi non senso fonti sillabas no? Con questa voce culturale che è forzata non è una voce naturale e dunque si crea questa suggestione manna cioè è una cosa di avere su dei spanto è proprio radicata in sa terra cosa nostra infatti in su 2005 è diventato un patrimonio materiale dell'umanità UNESCO e dunque si proprio con canto in porto di questo canto e noi si cominciamo con questo giro in Sardegna sono partito su de Silano con su tenore Santo Laretto e si usa ribauso subito si è passato a su concordo Lussurgesu dei giovani del suo concordo su Rosario de Santo Lussurgio che anticipava questa bella tradizione sighinti questa bella tradizione che non tiene tempo su de quando si è formata in sconfraria già a metà su 1500 e dunque s'antiportava in su mondo del suo canto Lussurgesu poi si è tornato a suo canto a tenore e ho combinato de 50 anni a oggi non mancano mai su tenore Raimundo Locco de Vizzi a noi Saberirari non c'è pruso Daniele Cossello che poi tenne più di 93 anni su mi paridi e poi Pante e poi però d'una rausa dessa gricca che è stata fatta de Sisre de Bastiano Piloso in questo ultimo anno in Sardegna accaddiata proprio di 8.000 persone che cantano a tenore quindi una rausa che non è in pericolo di si morre a Saberitani no però mi ha fatto piacere che appunto tornavo su tenore Vizzicheso de Raimundo Locco e poi passato proprio fai vedere questa differenza manna che c'è in questo canto a 4 adesso tenore de Silano su concordo lo Sorgeso poi torna su tenore Vizzicheso poi non c'è uno tenore uguali su ognuno è differente ognuno tiene una storia musicale de sei se ho passato su canto questo che si è su canto a Taggia che è una modalità di concordo dessa zona de Susu dessa Sardegna de Agius che sente su Valzitto in questa occasione non teniamo sa quinta voce ma vianta i voci a 4 e si crea a sola una sonorità capace di avere proprio questo valzitto, questa voce arta media, è una cosa
di avere su caratteristica di questo tipo di canto, e dopo di isso su canti serrà con sa Brunedda, che è un canto con notto in tutta sa Sardegna, anzi potevo dire che sa Brunedda è moi mera coro su polifonico, su blues, da canta, ti fatto arrangiamento, poi Vince San Campidano, tu pensa canta con nota e questo canta con notto questo canto, e o serrao con un atto tenorica potevo venire sempre a Zagattà in Sant'Effisi e su tenore de Onieri, su tenore Santo Gavino de Onieri, che hai fatto un'altra cosa bella, che noi ci punti tre sfrarisi che cantano a intro de su tenore de Onieri, e dunque io sarò con issus, è stata una serata di adesso bella, che la gente non credo che se ne possa da iscaresci facilmente di questa bella cosa. E sarà servito queste immagini se si lasciato con questa bella festa con tutti i tenori e i concorsi, i contratti di Sardegna. Siamo nel contesto degli eventi collaterali connessi alle celebrazioni per la 369esima edizione della festa di Sant'Efisio. Io mi scuso per questo filo di voce, ma insomma in questi giorni ho perso un po' di voce. Ieri c'è stata una bellissima serata molto partecipata come questa di oggi, dedicata al canto femminile nella musica di tradizione orale della Sardegna. Oggi cambiamo tema e ci occupiamo di canto a quattro, così abbiamo voluto intitolare questa serata. Serate che sono volute, promosse, organizzate dall'amministrazione comunale del Comune di Cagliari, che ringrazio e di cui porto i saluti, così come dell'assessore Maria Francesca Chiappe, assessore alla cultura e al turismo, e ringrazio e saluto anche Ottavio Niedio, che è il direttore organizzativo della festa di Sant'Efisio e anche il direttore artistico di queste serate. Io mi chiamo Marco Luzzu, insegno etnomusicologia all'Università di Cagliari e con molto piacere collaboro ormai da diversi anni con la festa di Sant'Efisio per proporvi una sorta di piccola guida all'ascolto delle musiche che sentiremo stasera. Avremo diversi musicisti provenienti da diverse parti della Sardegna, musiche per certi versi simili tra loro, ma in realtà molto diverse, a un ascolto attento. Il fil rouge appunto è questo del cantaquattro, cioè un modo di esecuzione molto comune nella musica sarda di tradizione orale, certamente tra i più affascinanti. Si tratta di una pratica specializzata. Il concerto di ieri si è concluso con i rosarianti di Guasila, quindi esistono nella tradizione sarda musiche che sono di carattere inclusivo, ne stiamo sentendo molte in questi giorni, per esempio i goccius che i fedeli cantano in processione dietro al Cocchio del Santo, sono melodie normalmente più semplici e pensate per essere eseguite da tutta l'assemblea dei fedeli, insomma è sufficiente sentirli 2 volte e ci si può accodare agli altri e cantare tutti assieme. E esistono invece pratiche che sono specializzate, per cui che richiedono un apprendimento che può durare anni, e questo è il caso certamente del canto a quattro, quindi si tratta di pratiche a carattere esclusivo, così noi le chiamiamo, cioè non tutti i sardi sono in grado di fare questa cosa qui, bisogna impararla. Una delle cose affascinanti di questa musica è che ancora oggi lo si impara per tradizione orale. Non si studia in conservatorio, non esistono metodi, non esistono partiti, non esistono manuali, si frequenta l'ambiente del canto, si frequentano gli altri cantori, si prova per ascolto e imitazione, insomma, e pian piano ci si specializza. Un'altra peculiarità molto importante è che questa pratica è esclusivamente maschile, lo è tradizionalmente e continua a esserlo ancora oggi, quindi questo modo di canto a 4 voci e 4 parti, dove noi abbiamo 4 cantori uomini, ognuno dei quali esegue una parte musicale diversa, quindi canteranno senza accompagnamento strumentale e in polifonia, eseguendo appunto ognuno una parte diversa. Le 4 parti hanno un nome, vengono chiamate bassu, partendo dalle note più gravi, bassu, contra, boghe e mesaoghe, con alcune varianti terminologiche di cui vi dirò qualcosa. Si tratta di una pratica ampiamente diffusa in Sardegna, principalmente nell'area del centro-nord, in diverse decine di paesi. E noi faremo un viaggio tra 5 paesi diversi, partendo dal Marghine, quindi dalla regione storica della Sardegna attorno a Macomer, per capirci, e nello specifico dal paese di Silanos. Io inizio a chiamare gli amici di Silanos qui, così prendono posizione. Il tenore Santularetto. Abbiamo Gianmario Cossu che fa la parte di boghe, Mario Giano bassu, Marco Cossu contra e Andrea Testoni mesa oghe. E Tore Masala un'altra oghe. Ho
Vi ho appena detto che si canta in 4, io non vedo 5 persone che si alterneranno, non sono qui per smentirmi, si alterneranno nel ruolo di Boga nei diversi canti, perché ci proporranno 3 diverse forme musicali, 3 diversi generi caratteristici dello stile di Silanos e della specificità degli stili locali vi dirò tra poco. Di Silanos mi preme sottolineare un aspetto. Silanos è un paese noto in Sardegna per l'amore per la poesia. Silanos ha dato i natali a 2 importantissimi poeti improvvisatori che sono stati Francesco Mura e Mario Masala, e in generale, ecco, l'importanza per la poesia è un aspetto molto sentito a Silanos anche nei cantori a tenore. Vi dirò meglio del fatto che a tenore non si cantano delle canzoni precostituite, ma in realtà il canto a tenore è un dispositivo straordinario per mettere in musica dei testi poetici. E questa cosa viene certamente fatta in maniera molto significativa da Silanos. Canteranno 3 generi, una bogheseria, che è un canto che storicamente poteva essere utilizzato per le serenate, un canto dall'andamento più lento che generalmente i gruppi a tenore eseguono in apertura, con un testo scritto da Gianmario Cosso. A rimarcare questo, quindi la Saoghe solista è anche un poeta che ha composto i versi che ci proporrà. Poi faranno 2 dei canti a ballo. Una funzione molto importante del canto a tenore è accompagnare la danza. Quindi il dillo e il passo d'orrau sono 2 forme di musica per danza tipiche del paese di Silanos, e chiuderanno con i mutos. I mutos, ne abbiamo parlato anche un po' ieri, una forma poetica, una famiglia di forme metriche tipiche della tradizione sarda che possono essere messe in musica in una grande varietà di maniere. Ieri abbiamo sentito mutos cantati a boga e organetto, abbiamo sentito mutos cantati a chitarra. I mutos si possono cantare anche a tenore, con soluzioni ovviamente ritmiche e melodiche diverse da quelle che abbiamo sentito ieri, però ecco, è un'altra possibilità che la tradizione musicale della Sardegna ci ha dato per mettere in musica questa forma poetica. Io vi ho detto tutto per ora e lascio la parola e il microfono al tenore Santularetu di Silanos. Buon ascolto. Ben agattato, popolo stimato, essere di fronte a te è mesto un onore. Ischi de chi su sardo abitatore, ancora in su folklore, assideale. Santularetu stumile denore si presentava in modo cordiale, Roginder bedu con su coro in mano, sa borbattire saluto, so dai Silano, so tu popolo ospitale, ser de fronte a te è mesto un onore. Ischi de chi su sardo abitatore, ancora in su folklore. Santulare tu presenta di si presenta in modo cordiale, Roginder bedu con su coro in mano, sa borbattire saluto, so dai Silano, so Vergine mamma de celsa bontade, presudo santissimo intercedia.
esorbener sublime a totus pedi chi ha bisogno della sua umanità. Disizzata libertà a chi è vive che li sconcedi e a sa sirventura serra saidu e salute li dona a su malaidu. Gira funesta Sardigna mia istimata fa che non discontrata Torres amore sa festa Torres amore sa festa Guile fa che non si guile poveruncia lo ricusone piccu si caglietto di cusile si caglietto di sortu e tromma da pini sortu un si pastore non sciamma un si figlio non si mamma non pia che non morto non pia che non morto esor Montes Pedroso orda esor Montes Pedroso scalento tus bandidos perdonados e pendidos humildes vida gira funesta Sardigna mia istimata fa che quindo discontrata Torres amore sa festa Torres amore sa festa Torres amore sa festa Sa mascarilla e garra segare, dammi sa mano e bin traballare, dammi sa mano e bin traballare, sa mascarilla, sa mascarilla, sa mascarilla, e garra segare, dammi sa mano, dammi sa mano e bin traballare. Mariola li callearon già con casuentu cando sapidu cando sapidu il marito dentro ya si la fatta sola madurutu zia Mariola Norduru su mastro balluru e su ielero martini di Neru e sagonnava mia fresada tulluru da pazzughe sa festa caddu e tapapolero una rosa in testa da pazzughe da sa festa madurutu Pizzina bella mi dà su una rosa saga si insieme a porta fatta si bruna rosa ma se si ingratta si di mala una terra cosa pizzina bella pizzina bella pizzina bella pizzina bella pizzina bella pizzina bella Canter bellusu mare dotti in colore oro quando morì sa di
dai vetu su goro prosi cantare a Domenica Brahmanda mi sa mazzore mia Domenica Brahmanda esende minore Ammarati e via sugoro me in sa cortesure perdita posa via e ne fatto dimanda e ne fatto dimanda una fotografia promamentare dei in ciondolor mi manda Ando via sordato, mandato in consigna una budde Ando via sordato in tutta sa Sardigna che sa ternura che sa non mi indaseniato. in Sarmonter de Fonne beato un bandido con un'arma americana un'arma americana fino a sende dormita non ne posso dispone de rosa galana Grazie me la sanno. Grazie al tenore Santularetto di Silano, prego. Io inizio a chiedere di avvicinarsi al prossimo gruppo. Ieri abbiamo parlato, nel nostro percorso sul canto femminile, parlato di pratiche musicali, di generi musicali a carattere areali. Abbiamo parlato di canti galluresi, abbiamo parlato di canti logudoresi, di canti campidanesi. In quel tipo di pratiche musicali in effetti appunto esistono degli stili diffusi in aree ampie dove le differenze sono dovute alla creatività dei singoli interpreti o delle singole interpreti, come nel caso di ieri. Nel mondo del cantaquattro funziona in maniera diversa. Nel mondo del cantaquattro è fondamentale il concetto di moda, sa moda, il termine sardo, non la moda in italiano, che è un termine complesso, ricco, difficile da tradurre in italiano. Forse il modo più, che si avvicina di più è quello di stile, e le moda sono legate ai singoli paesi, alle singole comunità. Quindi il modo in cui cantano i gruppi di cantaquattro dipende in maniera significativa dal luogo in cui provengono. Tutti i cantori che compongono il quartetto provengono dallo stesso paese e cantano in quella maniera perché rispettano appunto lo stile del proprio paese.
All'interno del mondo del cantaquattro, che ha regole comuni, quelle che vi dicevo prima, il fatto che cantano solo gli uomini, che si canta in quattro e non si può cantare appunto raddoppiando le parti, però ci sono differenze significative appunto da una moda all'altro. Lo sentiremo in maniera molto chiara con i prossimi ospiti, che sono Solzovano de Su Rosario de Santo Lussurgiu, che inizio a chiamare qui a prendere posizione. Nicola Migheli nel ruolo di Boghe, Tonio Cadau basso, Antonio Meloni contra e Sergio Scalas contralto. Beh, allora intanto una prima differenza che noi possiamo riscontrare tra la moda di un paese e quella di un altro è l'utilizzo delle voci gutturali. Abbiamo sentito per Silanos che le voci più gravi utilizzano questo timbro vocale prodotto attraverso una specifica tecnica di emissione, appunto, che produce un suono grave, cavernoso, eccetera. Esistono luoghi in cui si canta a quattro invece dove non è previsto l'impiego di voci gutturali, e questo è molto evidente a Santo Lussurgiu, dove le voci invece sono voci naturali, sono voci piene. Ma Santo Lussurgiu ha tante altre specificità, per esempio il fatto che i riti della Settimana Santa hanno una componente musicale molto importante, e i riti della Settimana Santa a Santo Lussurgiu sono portati avanti e gestiti da diverse confraternite, e la confraternita del Rosario è quella che ha un ruolo in qualche modo di primo piano. I cantori della Settimana Santa vengono scelti ogni anno tra i componenti della confraternita. I 4 ragazzi che vedete dietro di me sono componenti della confraternita di Su Rosario, quindi sono in qualche modo abilitati, anzi sono i cantori che negli ultimi anni hanno eseguito i canti durante la Settimana Santa. Ma a Santo Lussurgiu esiste, quindi esiste un repertorio religioso legato alla liturgia, ma soprattutto alle paraliturgie, spesso con testo in latino. Si canta per esempio il Miserere col testo in latino tratto dal Salmo 50 della Vulgata, ma esiste anche un repertorio profano che si esegue in altre occasioni, per esempio nel Carnevale o nelle occasioni dello stare assieme. Ora, qui abbiamo sempre una trattativa, perché in generale tutti i confratelli del Suo Rosario e loro in particolare hanno, come dire, un grande rispetto per la propria tradizione e tendono a proporre il repertorio religioso solamente nelle occasioni rituali. Quindi oggi sentiremo soprattutto il repertorio religioso, quindi sentiremo un'istudiantina come primo canto e un'ottavadrista come terzo canto. Dopo una lunga trattativa abbiamo estrapolato dei gozos. Ieri abbiamo chiuso ascoltando i goccios di Sant'Efisio, quindi questi inni di lode dedicati al santo, che sono una pratica musicale molto comune, questa tradizione di testi agiografici che raccontano la vita dei santi. Ovviamente loro canteranno non i goccios per Sant'Efisio, ma canteranno i gozos del Rosario, quindi quelli legati alla loro confraternita, ed è un'altra espressione molto bella, molto ricca del canto a quattro in Sardegna. Quindi Solzovano del Suo Rosario di Santo Lussurgiu. Buon ascolto. Regala sabri
col vento si era notte serena se via serenissima aurora del sol santo melodia pro noi sprega Maria de su rosario signora aurora gloriosa de esos que los ornamentu in totul misteriosa Maria vasu de argentu de tesoro il fundamentu de dono il dispensadora pro noi sprega Maria de suo rosario signora sa celeste gerarchia grande laudes in
abri elegante si ripetine Ave Maria, o luce consolo e guia desanima peccadora. Esaltada sopra d'ogni gerarchia, tenebro raccomanda gusta indegna confraria e con dono de vera allegria sia nostra intercessora. Pro nobis prega Maria, Deso rosario Signora, serenissima aurora, Deso santo melodia, pro nobis prega Maria, Deso rosario Signora.
Grazie, sono giovane e concordo sul rosario di Santo Lussurgio. Nel 1997 l'UNESCO, organismo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, istituisce il programma per individuare i capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità. Nel 2005 il canto a tenore sardo viene viene proclamato capolavoro. Pochi anni dopo il programma dei capolavori viene abbandonato, non piace questa idea che esistano dei capolavori a discapito di altri, e nel 2008 viene avviato un nuovo programma che è quello delle liste rappresentative. E il canto a tenore passa d'ufficio nel programma delle liste rappresentative. Il concetto è lo stesso, esiste una lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'umanità. Il canto a tenore è iscritto in queste liste ed è iscritto come, se voi andate a vedere la proclamazione ufficiale, Sardinian Pastoral Song, cioè la cultura del canto a tenore è direttamente connesso alla cultura pastorale della Sardegna centrale. E in effetti il canto a tenore è nato e si è sviluppato nella Sardegna centrale, un'area storicamente a prevalente economia agropastorale. Le cose col tempo sono cambiate, oggi tantissimi cantori a tenore sono pastori, ma non solo. Proprio per rispondere alle esigenze dell'UNESCO periodicamente vengono fatti dei censimenti sui cantori, l'ultimo è stato fatto pochi anni fa, sono stati intervistati oltre 3.500 cantori, se non sbaglio. Tra le varie domande c'era: che mestiere fai? La categoria più presente oggi non è più quella dei pastori, ma è quella degli studenti, perché il canto a tenore è diventato estremamente diffuso e di moda tra i giovani che si sono riavvicinati a questo canto, lo hanno fatto proprio e continuano a portarlo avanti. Tra le varie formazioni, tra le varie modas, tra le varie formazioni che hanno contribuito in realtà già prima della proclamazione UNESCO alla diffusione del canto a tenore oltre i confini della Barbagia, della Sardegna, c'è certamente il tenore Remunno Elocu di Pitti, fondato da Daniele Cossellu, classe 1932, attuale decano dei cantori a tenore in Sardegna. Ovviamente nel corso del tempo diverse formazioni si sono avvicendate. La formazione che abbiamo oggi e che inizio a chiamare qua è formata da Dinu Ruiu nel ruolo di Boghe, Mario Sanna Bassu, Pierluigi Giorno Contra e Andrea Sella Mesaoghe. Hai ragione, Mario Pira, perdona, giustamente, Basso. Tra l'altro il più longevo dei cantori qui presenti, insomma, della vecchia formazione. Vi dicevo già prima, perché c'è tra le varie, diciamo, il tenore Remundo Elocu di Pitti hanno portato il canto a tenore ovunque del mondo, in 1000 occasioni, in 1000 contesti, incidendo dischi. C'è un'esperienza discografica che è stata fondamentale. Nel 1996 la Real World, etichetta discografica fondata da Peter Gabriel, incide appunto S'amore Mama, che è un disco del tenore di Pitti Remundo Elocu. I tenori Remundo Elocu partecipano al WOMAD, che è il festival di world music organizzato in quel contesto, che quindi insomma ha consentito loro veramente di circuitare in tutto il mondo e di portare il cantatenore in giro per il mondo, ma di portare sempre sa moda dei Pitti, cioè lo stile bittese al quale loro sono profondamente legati. E questo lo si vede anche dalla scelta dei testi. Parleremo ancora meglio dopo dei testi. Vi ho citato il caso di Silanos, in cui tra le cose che hanno cantato c'erano anche testi scritti dallo stesso
dalla stessa Boghe, ma ci sono varie possibilità e una di quelle è di cantare testi che provengono dalla tradizione scritta e anche di valorizzare poeti locali. Questa è una delle cose che il tenore Raimundo Lucu fa. Alcuni dei testi che sentiremo oggi, non sappiamo quali perché poi vi dirò meglio come funziona l'incastro fra testi e musica, c'è un margine di variabilità che non possiamo prevedere, ma molto spesso, anzi ci siamo messi d'accordo per cui oggi lo faranno, certamente canteranno almeno una poesia di Amico Cimino, che è un poeta, che è stato un poeta bittese della fine dell'Ottocento, primi Novecento, quindi ancora una volta il cantatenore è un modo per portare avanti un'identità musicale del paese all'interno di questa grande cornice del 44, ma anche per appunto valorizzare la poesia, in questo caso valorizzare la poesia di un autore bittese. Tenore Raimundo Lucu di Bitti, a voi buon ascolto. Finir dell'oceano violento, correr de asa saba, sape urma la senza yuccherala sopra il rastro del suo firmamento. Provare a Venus bella uno contento e se ferro che dia penetrare non di ambare rami e frenare muraglia de massiccio diamante coro de sacaramante obbligata e teso a lacrimare obbligata e teso a lacrimare de care si cambian de clima Venus mia si cambian de clima Venus mia si cambian per famato trae su de coro obbligata obbligata
a lacrimare col zeccare cammino a palleare col zeccare divinas armonias el liuton, divinas armonias el liuton, derirar fiolinos en mandolán, divinas armonias divinas armonias el limón, divinas armonias el limón, derirar fiolinos en mandolán, de melodía no sé cantar cara, y son de el lira entero te ma con la ma con la ma con la mi rupera il rupera santera Rugino una sola mi pare vino ogni tanto te era di funera Dio ma Sasora balluria balluria In uno portale nasci duel Gesuso, misterio pruso, non beso uguale, tra due animali, Giuseppe e Maria. Angelo cantare a su Gesù e Maria, Angelo cantare a su Gesù e Maria. Partus pro santo d'eterna memoria, o de salta gloria e de su che lui spanto, sia al forar de pranto, de lutto d'agonia. Angelos cantade a su Gesù e Maria, Angelos cantade
Zoe Maria. Zo supremos coror de esos serafinos, cum dulces clarinor, bellos et decoro, suscitan sonoros, cantor de alegría. Angelos cantade a Zoe Maria. Angelos cantade a Zoe Maria. Zer bianco germino, odoroso e bello, retratto divino de suo Padre eterno, nascito in si verro, provera profezia. Angelos cantade a Zoe Maria. Angelos cantade a Zoe Maria. Paeso monte serir, mi mirosa bacana, buttana e rosa sa. Bim-bom, bararo, irim-baram-biraro, irim-baram-biraro, irim-baram-bira, bim-bom. Paeso monte serir, chi me cosa bene, rifatto e sagama colomba graziosa sa. Bim-bom, bararo, irim-baram-biraro, irim-baram-biraro, irim-baram-bira, bim-bom. Chi baffri scure ombra, che me cosa bene, rifatto e sagama graziosa colomba sa. Bim-bom, bararo, irim-baram-biraro, irim-baram-biraro, irim-baram-bira, bim-bom. Pretusi mulanco tu mandata a manicare dono coserino a sa. Bim-bom, bararo, irim-baram-biraro, irim-baram-biraro, irim-baram-bira, bim-bom. Pretusi mulanco tu tapola satanare che abbasso traino canno tapo con tua sa. Bim-bom, bararo, irim-baram-biraro, irim-baram-biraro, irim-baram-bira, bim-bom. Mandata a manicare canno tapo con tu che abbasso traino tapo la satanare sa. Bim-bom, bararo, irim-baram-biraro, irim-baram-biraro, irim-baram-bira, bim-bom. Induno cu sereno canno tapo con tu tapo la satanare che abbaie su traino a sa. Bim-bom, bararo, irim-baram-biraro, irim-baram-biraro, irim-baram-bira, bim-bom. Milia
avatu satrota mili avatu satrota prosadi si puzu sukar kulan subizu sukano bana korakota mili avatu satrota prosadi si puzu sukar kulan karkulan sukano bana korakota zumare zumare Tenore Remune Loco di Bitti, grazie mille. Nel mio precedente intervento, oltre ad aver sbagliato il cognome di Mario, ho anche dimenticato di presentarvi i canti che avrebbero eseguiti, ma va bene perché li hanno cambiati in corso d'opera. Comunque è iniziato con una Poche Notte, che è sempre appunto il brano più lento, eccetera. Poi hanno eseguito Balluseriu, poi hanno eseguito Angelos Cantante, che sono Salgrobes, vengono chiamati a bitti, cioè la forma bittese dei Goccius, dei Gosos, in questo caso appunto dedicati alla Natività, con testo in metro scenario, quindi diversi per esempio da quelli di Sant'Effisio. Poi alcuni mutos hanno chiuso con Ballu Lestru. I due balli, Seriu e Lestru, oltre che per la dimensione coreutica, quindi per il modo in cui si ballano, si distinguono anche per le caratteristiche del testo. Perché in queste pratiche musicali non ci sono delle canzoni come se fossero delle forme chiuse, cioè un unico testo abbinato a una melodia e viceversa, ma in realtà esistono dei modi di cantare con i quali si può eseguire qualunque testo purché abbia determinate caratteristiche metriche. Quindi per esempio su Balluserio, il primo che abbiamo sentito, richiede testi in metro endecasillabo, mentre su Ballu Lestru, questo che abbiamo sentito in conclusione, richiede testi con metro ottonario. Un'altra cosa che avrete notato è che le diverse voci hanno ruoli differenti. Qui in questo caso, oltre all'eccezione del brano religioso di Angelos Cantate, normalmente c'è una voce che intona per prima, che è Saoghe, e che intona il testo, pronuncia le parole del testo, mentre le altre tre accompagnano con delle sillabe nonsense, con dei suoni bim bam bom, anche questi cambiano a seconda della moda, che appunto non hanno un significato, sono una strategia per far musica, sono appunto delle sillabe che consentono di produrre suono.
Andiamo adesso ad Agius, andiamo quindi nel paese più a nord, invito gli amici del coro Galletto di Gallura a iniziare a prendere posizione. Ad Agius la locale tradizione di canto a quattro si chiama canto a tagia e con Agius torneremo a una modalità di canto per certi versi con delle similitudini rispetto a Santo Lussurgio, per il fatto che qui non si utilizzano le voci gutturali e per il fatto che normalmente tutte e quattro le voci intonano il testo, a differenza del canto a tenore, appunto, dove viene intonato solo da Saoghe. Agius è un paese ben noto nel mondo del canto a quattro, il primo a essere stato documentato. Pensate che la prima registrazione in nostro possesso di musica sarda tradizionale risale al 1922, quindi insomma oltre un secolo, ed era proprio un canto di Agius. Per negli anni 20 viene registrato soprattutto Agius. L'altra differenza è ovviamente linguistica. Ad Agius si parla gallurese e quindi i canti di Agius sono in lingua gallurese. E poi c'è un altro fenomeno molto interessante ad Agius, che è un fenomeno del travestimento. Agius ha un repertorio molto vasto, molto ampio, molto articolato, ha un repertorio religioso molto importante. Anche ad Agius si canta per la Settimana Santa, il canto a tagia è la musica che accompagna le paraliturgie della Settimana Santa e molti di questi canti hanno un testo in latino, ma per tradizione Agius si usa prendere quelle formule musicali, quelle armonie, quelle melodie, sostituire il testo in latino a carattere sacro con un testo in gallurese, magari scritto da un poeta locale, spesso di tema amoroso, e quel canto diventa un canto profano, diventa un canto d'amore. Questa cosa è molto importante ad Agius. Allora, ci proporranno, il primo brano è proprio un esempio di questa cosa che vi raccontavo. Loro canteranno il Gloria Laus et Honor, che è un canto che si esegue durante la Domenica delle Palme. Purtroppo la Settimana Santa è appena finita, quindi per sentire queste cose in contesto bisogna aspettare un anno. Però la Domenica delle Palme ad Agius si canta il Gloria Laus et Honor. Lo sentiremo dalla prima strofa col testo in latino, che poi verrà sostituito da Beddali me il tu. Bella o bella le mie virtù sono consacrate a te che sei la mia matrona. Quindi una poesia d'amore in lingua gallurese, ma con la stessa melodia. Poi sentiremo Era bedda e un agnula paria, altro canto profano, altro canto d'amore, ma che in realtà prende la parte musicale dal Miserere che si canta in Settimana Santa, col testo in gallurese scritto da Michele Pisano, poeta dell'Ottocento aggese. Ancora Tanto tempo d'unosa, altro brano profano molto conosciuto, ma anche questo in realtà è un travestimento del Passio che viene eseguito il Venerdì Santo e la Domenica di Pasqua. Poi sentiremo alcuni Domenica delle Palme, scusa, hai ragione. Poi sentiremo alcuni canti di accompagnamento al ballo che sono presenti anche ad Agius, quindi l'Ubaddo a Passo e la danza, e chiuderanno con La Brunedda, che invece forse è il brano più celebre della tradizione aggese e che lasceranno in chiusura. Coro Galletto di Gallura di Agius, buon ascolto. Gloria Laus et Honor. Tebe Serex Christe Redemptor. Bedali Milton. So consacrati a te, la me matrona. No haya alto peor. Agnolo glorie,
la una dea di ciel dali sotrecce o no. De fresca rosa appena che vuol ciao. Tanto tempo donosa e l'andesizzo di a te pala ienti odiosa sono io graziosa in tanti peni in tanti peni sono dolorosa se non vengo a visitare. Si senza di te sto la mira te a me valuto non mi alla niente tutto che tu caregno e amistà se non taglio presenti corrientemente ma riposa mai non ma riposa core se no te lego fiore delle de canto tagliamore a tutte l'ore te stare alla
me fata tinnamente a tutti loro dei gatti o vodo che la me fata tinnamente a tutti loro dei gatti o Perché già sai che non va momenti che non mi ammenti a di te. Vodughi la me vata tinnamenti, vodughi la me vata tinnamenti, vodughi la me vata tinnamenti, tutti loro ridegano me, perché già sai che non vanno me, io non mi ammenti a di te, se non da te non viene la me va, da me non sarei mai abbandonato, vodughi la me vata tinnamenti, tutti loro ridegano perché già sai che non vanno me, io non mi ammenti a di te, vodughi la me vada a me, a tutti loro ridegano me, perché già sai che non vanno me, io non mi ammenti, io non mi ammenti a di te. Vista giuno tu di menta, il de e no fiori mai, il de e no fiori mai, il de e no fiori mai, la mamma li stai da bene, non li lascia finire male, e gnini li marinai, e li marinai sono buoni, chi la furia di oriente, pulta tutti nella natte, buonasera buona gente, buonasera buona gente, chi ti trattiene in buon luogo sono tratte, e chi ti va a la veda grazie gente, la veda grazie gente, buonasera buona gente, buonasera buona gente, chi ti trattiene no è il luogo di Cristo, in buon luogo sono tratte, e chi ti va a la veda grazie gente, buonasera buona gente, buonasera buona gente, buonasera buona gente. Hey! La me brune de bruna 5, 4, 3, 2 e 1 la me brune de bruna la me brunetta 5, 4, 3, 2 e 1 la me brunetta è bruna la me brunetta è la me brunetta 4, 3, 2 e 1 la me brunetta è bruna la me brunetta è bruna
brunetta, 3, 2 e 1, la me brunetta è bruna, la me brunetta è Coro Galletto di Gallura di Aggius, Giampiero Cannas Bozzi, Giampiero Leoni Contra, Martino Spezzi Cubasso, Antonio Leoni Trippi. Ci avviamo alla conclusione, torniamo al canto a tenore, col tenore Sangavino Dioniferi, che invito a iniziare a prendere posizione. Ci sono due aspetti, prego. Ci sono due aspetti che insomma, mi fa piacere sottolineare, che sono una chiave di lettura per capire questo modo di far musica. Intanto ve l'ho accennato, l'impossibilità del raddoppio delle parti, cioè questa è una forma di polifonia a 4 voci e 4 parti, quindi abbiamo 4 cantori e ognuno esegue una diversa linea melodica. Non è possibile che i 2 cantori eseguano la stessa melodia, ma non è possibile neanche il contrario, raddoppiare le parti, cioè sarebbe impossibile in questo genere di canto che si avvicinasse un'altra persona e si mettessero in 2, in 3, in 4, in 5 a fare il basso, che è ciò che succede normalmente quando noi vediamo grosse formazioni corali, ognuna delle parti viene raddoppiata. Allora questo modo di fare musica è estremamente funzionale, efficace, affascinante, io direi anche appagante per i cantori, perché in qualche modo tu fai polifonia, quindi ad altri costruisci qualcosa che è di più rispetto a quello che tu potresti fare da solo, ma allo stesso tempo mantiene una dimensione di individualità. Se in un coro siamo in 5, 6 o 10 voci a fare tutte la stessa melodia, io non ho libertà di improvvisazione. Invece il canto a tenore può essere inteso più che come un'orchestra, come un quartetto d'archi, dove ci sono 4 solisti in qualche modo che cantano insieme. Quindi questo spazio per la creatività individuale che però si combina con la costruzione dell'armonia, e questo è estremamente appagante. Un altro aspetto fondamentale che sentiremo oggi benissimo è quest'idea della ricerca della perfezione dell'armonia, dell'accordo che deve essere perfettamente intonato, che deve risuonare nella sua pienezza, e dall'altra parte la voce solista, la Saboghe, che invece propone, un po' come abbiamo sentito anche ieri, un canto che è estremamente ornato, cioè voi non sentirete mai un canto dritto dove si passa in maniera dritta da una nota all'altra, ma ogni nota è un intorno, appunto attorno al quale il cantore fiorisce il canto, lo orna, lo arricchisce. E queste cose sono molto evidenti nel tenore Sangavino Dioniferi, che è un'altra che appunto proviene ovviamente da Oniferi, quindi torniamo in Barbagia, formazione estremamente nota, conosciuta, anche loro hanno avuto un'importanza fondamentale nel far conoscere il canto a tenore in generale al di fuori della Sardegna, ma sempre comunque proponendo lo stile Samoda Dioniferi. E hanno portato avanti anche innumerevoli attività anche nell'ambito intanto della ricerca verso la poesia. Per esempio c'è un loro lavoro molto bello interamente dedicato a Montanaro, Antioco Casula, poeta del desulese, grande poeta della letteratura sarda, di cui loro hanno interpretato le poesie più importanti, o diversi progetti anche di sperimentazione, di incontro con musicisti che provengono da altre parti del mondo nell'ambito della world music o del jazz, quindi insomma esperienze molto ricche e appunto questa proiezione internazionale molto importante. Sono anche espressione di una bella tradizione familiare, perché 3 dei 4 cantori che vedete qui sono fratelli tra loro: Francesco Pirisi Boghe, Giuseppe Brau Bassu, Giovanni Pirisi Contra e Carmelo Pirisi Mesuoghe. Tenore Sangavino Dioniferi, buon ascolto. No, scusate, vi ho stoppato l'applauso.
Dimentico sempre i canti. Boghe notte, anche in questo caso, ovviamente nella versione di Oniferi. Una lestra, che è un ballo che ha un andamento ritmico più marcato, ma non è una musica di accompagnamento al ballo. Suvasu do rau, in metro in decasillabo, quindi ballo, e i buttos per chiudere anche in questo caso. Tenore Sancarino di Oniferi. Burrasca in una sorte di guerra che moro che in un sonno umano entrò sul coro e che in pane si cau intro sa tasca bianco e solitario minarada, si storia di una gente sotterrata, d'una lontana generazione. Graniticosi in alto a contemplare esa serena e su manni splendore de esos astros ma su meu dolore y desespero e vano e y de esas gloriosas auroras d'un tempo felice più vero ma tutto e anima su verso infuriato ne soffri poeta e venturao e su mondo te successa zio Andria Vidano e su pastore Vamau na chi su tazulel vega portau chi vi bator di ganno vacadia Tanzau, 30 anzonettos tutto in una via, grasos, pesantes, bellos o impilos, 11 anzonettos, 43 kilos. Successo a uno in anela, chi perché ne ha fatto una fortuna, uno che tenia tingarrera e la ti ferchio a pira in notte luna e la ti pira in notte luna prima nuga la batti umela su e due spessi che impruna su e 3 anni si spezia e trassa, livati barra cocco e ananassa. Livati barra cocco e ananassa. Successo a su barone, una di e casi è nata u proa.
in duranca morto un sirvone, chi a 300 schimma e cosa, chi conca e massone, consiglia neocaia 29, in su giru e stanno a razza e chizza, de coa ne yuki a bintimizza, de coa yuki a bintimizza. Amico marineri stragarrela, e a minna che de buona spiscata. Una volta potente una balena, manna canta binti corazzata sa, manna canta binti corazzata sa. E chi sta pensando tu pranzo e chena, sono sorda de 23 armata. E chi sto rosso slato anvina che lo so travetto spotre che il grattacielo so travetto de fa che re un noe tazzesi uno che il musturau. Posto di sesa fa che re uno arado e da tessido una conca de boe. Nu passau posto di sesa fa che re un papa e da tessido una conca e crappa e non ne allevo, che dormio non allevano. No mi solleva sca non ti sollevo, no ma zudesca zudu non ti do. A parte sos obligo, che non semus parente né amigo, so che non semus parente né amigo. Trista e neulosa, incurvau po causa e sedade, mi ponete a disagio ogni cosa. Disiso curdusole chi insistade che tallucche sa lampada divina in che lupo si intera umanità. Casa marina e poi tramontenne moribundo lasciata un'esistenza mischina lasciata un'esistenza con due sole non arrende in terra non mi ha la un castorre in palpito del mare e consolare
torra torra con torra torra con una campana suona e te bello suonare che è resorto de uso. Suona campana suona per un'eternità de custo coro meu tu enes spadrona. Ehi te bello suonare tu enes spadrona de custo coro meu per una eternità. L'han posto in pagella su premio la Nadao. Uno iscolano mi so innamorato de te piscina bella. Si a te un poder da emine si sa mano. Mano, de te piscina bella, mi so innamorato, si a te non poder. Canta sa pastorella in voce armoniosa. Anninnia si di Mannambella, le chiese si sposa in Nara, chi se sa mia. Pastorella, naracchi se mia, e de chiese si sposa si di Mannambella. E come la va signor Francesco, ne si preocupa in su cammino. Se musasse orizzonte su destino, vieni figlioccio che prendiami il fresco. Ti voglio raccontare se ci riesco come essa guerra e Solferino. E lui pregunta frate meu Peppino come fuggi l'esercito tedesco. La notte che ci avevano attaccati succhiava le balle sulla testa, sembrava dei Caledi appena nati. C'era un calore che il mio termometro bolliva e la tempesta del fuoco si sentiva ad un 100 metri.
Grazie. Grazie, tenore Sangavino di Orifei. A tutti, grazie. Bella questa chiusura fuori programma dedicata a Peppino Mereu, uno dei più importanti poeti della letteratura sarda, prima con Solferino, un sonetto dedicato all'omonima battaglia in cui c'è questo gioco linguistico tra sardo e italiano regionale, e poi con Nanni Sulis, Nanni Dumeu, insomma, celebre. Allora, col tenore Sangavino io ringrazio anche il tenore Santularetto di Silano, Solzovano e su Concordo e su Rosario di Sant'Ursurgiu, il tenore Remunneloco di Bitti e il coro Galletto di Gallura di Aggius. Ringrazio ancora una volta il Comune di Cagliari, l'assessore Chiappe, assessore alla cultura e al turismo, Ottavio Nieddu, direttore organizzativo artistico, e tutti voi per essere stati qua. Grazie, arrivederci.